Rieccoci nella seconda parte di Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Nella seconda parte parleremo di una cosa molto importante che come di consueto arriva ogni anno a Padova, l'anno scorso non è potuto per via del Covid, però quest'anno ritorna in presenza, è il CICAP e questa sera cerchiamo di capire per chi non conosce cos'è il CICAP, che gioco di parole, con ospiti importanti perché con il segretario nazionale che è il nostro ospite Massimo Polidoro, buonasera Massimo, buonasera. Con noi, e anche la coordinatrice scientifica di CICAP, la dottoressa Daniela Ovadia, giusto dottoressa? Perché io ho il suo curriculum, ed è talmente lungo che è giornalista, scientifica, ha una formazione in medicina, neuropsicologia cognitiva, svolge attività di ricerca sul tema dell'interazione tra neuroscienze e società in collaborazione con l'Università di Pavia, inoltre ha sviluppato in carriera nell'ambito della comunicazione molte belle cose, giornalista professionista, direttore scientifico dell'agenzia Zoe, insomma più ne ha più ne metta, è molto impegnata, insomma, vero o no? Lavora tanto, sì. Lavora tanto, così. Perché poi ho piacere di sapere tanto che cosa sono queste neuroscienze, sono delle cose così astratte, così ne parleremo in ogni modo, perché prima andiamo a vedere in questo servizio cos'è il CICAP. Navigare l'incertezza, con il dubbio come bussola per tornare a rivedere le stelle. È questo il tema scelto per la quarta edizione del CICAP Fest, il Festival della Scienza e della Curiosità, in programma a Padova dal 3 al 5 settembre. Dopo l'edizione svoltasi online a causa Covid lo scorso anno, il CICAP ora torna anche in presenza, portando nella città del Santo grandi nomi della scienza, della divulgazione e della cultura. Come detto, navigare l'incertezza è il tema portante di quest'anno, perché, anche se spesso attribuiamo all'incertezza un valore negativo, in realtà, oltre ad essere una caratteristica imprescindibile di ogni ambito della nostra vita, essa rappresenta il motore della scienza e del cambiamento. E del resto, il tema dell'incertezza ben si presta a spiegare il momento storico che stiamo vivendo. Ecco quindi che gli ospiti che si alterneranno nei vari appuntamenti del festival aiuteranno gli spettatori a orientarsi su argomenti legati alla mente, ai complottismi, alla pandemia, ai cambiamenti climatici, all'alimentazione, alla salute, ai numeri, ai dati. Da Andrea Crisanti ed Antonella Viola, passando per Gianrico Carofiglio, Piff e ovviamente Piero Angela, fondatore e presidente onorario del CICAP, che interverrà nel corso di uno degli appuntamenti più attesi. Il CICAP, Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, è un'organizzazione educativa che promuove un'indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell'insolito. Nato nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, propone un'opera di informazione e di educazione per favorire la diffusione di una cultura aperta e critica e della mentalità scientifica, ma l'obiettivo nel tempo è diventato anche quello di smascherare notizie infondate e truffe in campo medico, alimentare, economico e storico che diffondono contenuti privi di riscontro effettivo e contribuiscono alla diffusione di una mentalità della cospirazione che rende difficile un esame accurato e razionale di molti problemi ed eventi. Abbiamo cercato di spiegare in questa clip abbastanza chiaramente insomma cos'è il CICAP, però Polidoro, quando ha avuto questa iniziativa Piero Angela, mi sembra, non vorrei sbagliare, è partito perché c'aveva un po' con i maghi nelle televisioni, perché davano notizie infondate, hanno rovinato molte persone, ne hanno combinati davvero un disastro di danni. È nata da lì praticamente questa idea? Sì, è nata alla fine degli anni 80, 1989, l'anno in cui abbiamo proprio fondato il CICAP, e nasceva sull'onda di un'inchiesta che Angela aveva fatto per la RAI sulla parapsicologia, è andato a indagare cosa c'era di vero in queste affermazioni, scoprendo che in realtà dal punto di vista scientifico non c'era nulla, però c'erano, e ci sono ancora, anche se se ne parla magari meno, tanti personaggi che approfittano del bisogno che le persone hanno di avere certezze, no? Come ricordiamo nel nostro festival, oppure vorrebbero curare da malattie per le quali non è facile trovare una cura, o vorrebbero parlare con un caro scomparso che non c'è più, e c'è chi promette di fare queste cose ovviamente con degli inganni, con delle truffe. Quindi inizialmente lo scopo era proprio quello di mettere in guardia il pubblico e smascherare tutte queste truffe. Sono passati 30 anni più o meno, no? Ed è cambiato qualcosa. Il CICAP è uscito vincente da questa idea di distruggere queste persone del malaffare, usiamo questo termine. Diciamo che il CICAP non è che vuole distruggerre nessuno, però l'ignoranza non sarebbe male, insomma. L'ignoranza senz'altro, quindi
quindi noi cerchiamo e lavoriamo da 30 anni per rendere le persone più attente, più critiche, no? Più capaci di riconoscere queste truffe. Però è cambiato il mondo chiaramente da 30 anni a questa parte, sono cambiati anche i fenomeni che ci circondano e di cui il CICAP alla fine si occupa, perché non ci sono magari più i maghi che vanno in televisione e si rendono ridicoli e ci fanno sorridere, ma ci sono tante teorie che sentiamo, che sembrano quasi scientifiche, ma magari non lo sono e possono avere delle conseguenze drammatiche sulla vita delle persone. E questo il CICAP sta aiutando perché queste cose non succedono. Dottoressa Daniela, le praticamente pseudoscienze sono cose astratte? Cosa sono in effetti le pseudoscienze? Sembra una domanda banale, però uno dice la scienza è la scienza, ma pseudoscienza non ha niente a che vedere con la scienza, o sbaglio? Beh, sì e no, non ha niente a che vedere con la scienza dal punto di vista della serietà, ma diciamo che ne imita l'aspetto. Sono tutte quelle teorie che sembrano scientifiche, ma in realtà sono fondate su bugie, solo che le persone che le portano avanti, magari ne fanno pubblicità, le presentano come se fossero scientifiche, e quindi una persona che non ha la capacità di andare, magari banalmente perché non è uno scienziato di formazione e non ha la capacità di capire che cosa c'è dietro, per esempio la proposta di una cura falsa, che però magari è presentata da qualcuno che si presenta come medico, o magari lo è, ma ha dietro degli interessi che non sono il bene del paziente, fa fatica a capire che dietro quella presentazione apparentemente scientifica c'è quello che si potrebbe chiamare comunemente la fuffa, non c'è dietro niente, non c'è una idea solida, e spesso ci sono anche delle vere e proprie truffe. Lo sa, mi ha fatto questa domanda perché cerco di banalizzare anche che non dovrebbe essere così, perché la pseudoscienza, la scienza e tante altre cose, ovviamente nel ragionamento che abbiamo fatto iniziale, nasce il CICAP per salvaguardare determinate persone da un comportamento scorretto di altre. Però succede che quelle persone che delle volte vengono danneggiate non hanno una cultura di sapere cos'è la pseudoscienza e quello che ti tratta in quella maniera. Ecco, non è che alzando l'asticella a livello culturale si va a penalizzare delle persone che effettivamente hanno necessità di essere aiutate proprio perché c'è troppa cultura. È un gioco un po', non so se mi sono spiegato o se mi sono spiegato male. No, assolutamente. Tra l'altro io sono anche una giornalista scientifica, il mio compito è quello di spiegare possibilmente in parole semplici le cose complicate ai miei lettori. È esattamente così, ma il compito del CICAP o di eventi come il festival è proprio quello di cercare di raccontare i casi più conosciuti di pseudoscienze, in modo che le persone che ci ascoltano, spiegare con parole semplici perché non c'è solidità dietro queste teorie, in modo che le persone che magari non hanno una formazione scientifica siano in grado di sospettare. È un po' come quando si fa prevenzione del crimine e delle truffe, giusto, no? La polizia viene e ci dice non aprite la porta a quelli che vi chiedono soldi. Nel ragionamento, appunto, le dicevo a livello culturale, che non è poi molto carino nel dire questo, proprio perché se lei cerca di aiutare una persona che non ha una cultura o intelligenza da poterlo capire, magari quella persona viene più convinta dal malafattore o di quello che vuole incruccare in testa qualcosa di sbagliato, proprio per via della sua ignoranza. Mi scusi la semplicità della cosa, come la sto cercando di spiegare e di farla capire. Lei ha detto due cose diverse, cultura e intelligenza. L'intelligenza c'è. L'intelligenza le persone ce l'hanno, la cultura è una cosa diversa, la cultura c'è chi ha avuto modo, tempo, interesse di farsela, e chi magari anche per storie personali non ha avuto modo di farsela. Il nostro compito è quello di portare la cultura in un modo attraente, divertente e chiaro anche a chi magari non ha avuto modo di farsela attraverso i canali classici che sono la scuola, l'università, la formazione personale. La cultura non è solo quello che noi impariamo all'università e a scuola, è anche quello che noi coltiviamo nella vita con la nostra curiosità. Se qualcuno ci presenta qualcosa di interessante nel modo giusto, con le parole giuste, noi ci facciamo una cultura. No, lo sa, le spiego perché le faccio questa cosa con Massimo Polidoro, perché Massimo non so se ricorda,
3 anni fa, mi aiuti, al Verdi c'era Piero Angela e c'era Cristoforetti, che è stata tra l'altro una puntata perché poi era intervenuto anche Mago Forest come tra il pubblico, ero presente anch'io, certo. Ero come pubblico perché mi interessava la cosa, e a un certo punto ovviamente parlavano di astronauti, dei grandi sistemi satellitari, che adesso io non ci capisco una mazza, mi scusi la volgarità della parola, e a un certo punto, sai, avete chiesto, fate le domande al pubblico, io ho provato, però ormai ero arrivato tra gli ultimi, non so se gliel'ho fatta la stessa cosa l'ultima volta, è venuto a trovarmi Polidoro. Hanno fatto delle domande al teatro davvero di altissima cultura agli ospiti, perché erano tutti preparati, domandavano tecnicamente, dottoressa, i parametri, che ne so, chi più ne ha, io non so capito niente. E io volevo chiedere una cosa semplice, siccome avevo Cristoforetti, avevo Piero Angela, volevo chiedere, ma voi che avete parlate degli astronauti, da una vita che si va al di là del mondo, via, mi dite se c'è vita oppure no? Cioè era la domanda più banale che nessuno gliel'ha fatta, cioè tutti gli hanno chiesto i parametri, gli hanno chiesto le tecniche, gli hanno chiesto cose che non saprei, non mi ricordo, non saprei nemmeno citarle perché non è di mia competenza, non sono nemmeno preparato, e la domanda che volevo fare, vabbè, ma voi che siete uomini specifici, che siete informati, lì sopra c'è vita oppure no? E nessuno una domanda banale del genere gliel'ha fatta. Ecco perché ho detto delle cose, le cose semplici, le più banali, magari sono quelle che interessano più la gente normale, e magari non vorrei che la cultura del CICA, che è elevatissima ed è importante averla, magari non entri nelle persone che magari hanno più necessità di capire chi viene truffato, chi non viene truffato, e mi sono rapportato a questa domanda. Ma certo, c'è vita poi sopra lì alla fine? E questa è la domanda che si fanno un po' tutti gli scienziati che si occupano tutti hanno parlato della lì vita della nello tecnica spazio. Delle cose. Sarebbe bello, ed è molto probabile, che in qualche angolo dell'universo talmente vasto che è possibile, no? Lo dicono gli stessi ricercatori che è possibile. Noi per ora non l'abbiamo ancora trovata. Siamo alla ricerca in tanti modi di segnali, siamo alla ricerca di eventuali tracce, chiaramente gli strumenti che abbiamo a disposizione sono ancora limitati, però insomma continua questa ricerca e speriamo un giorno di poter avere conferma. Ma per fare queste ricerche c'è anche bisogno di un sostegno economico? Certo, ovviamente sì. E dove lo ricevete come CICA? Beh, non lo facciamo noi, la ricerca dello spazio. Anche per fare questo evento. Per fare insomma. il festival, certo, sì. certo. Beh, per fortuna abbiamo il sostegno del comune, della provincia, della regione, della Fondazione Cariparo, di tante realtà, no? Della Assindustria, insomma tante realtà del territorio che credono nell'importanza di un evento come questo e quindi ci aiutano a realizzarlo. Perché proprio a Padova? Perché Padova, intanto c'è la sede del CICAP a Padova, ma Padova poi è la città che ha un'università straordinaria da cui sono uscite personalità incredibili per quel che riguarda proprio la scienza. Galileo ha insegnato a Padova, ha vissuto a Padova, quindi ci sembrava una città universitaria ma come dire aperta e accogliente su questi temi, e poi abbiamo trovato appunto un'accoglienza davvero speciale nella realtà locale. C'è un messaggio che ha mandato Piero Angela, ma da tutti, sentiamo cosa dice. Beh, allora abbiamo nuovamente il nostro CICAP Fest. Finalmente il CICAP, lo sapete, a Padova ha trovato un ambiente così straordinario e affettuoso. Ci saranno grandi ospiti anche quest'anno e sarà un fest in presenza. Questa è la grande novità. Quindi venite numerosi e fiduciosi. Ci saranno grandi cose. Voi sapete che noi non siamo un'organizzazione potente con milioni di aderenti, siamo un gruppo però di alta qualità e c'è sempre da imparare. Vedrete che quest'anno ci sono dei nuovi personaggi che hanno aderito al CICAP e che verranno a parlarci e a parlarvi, quindi a presto.
Ecco, vi ricordo, potete andare nel sito, il CICAP inizia venerdì, il punto di riferimento è San Gaetano, dove c'è il punto stampa appunto del CICAP. Avete visto ora il sito, c'è la locandina, ci sono moltissimi eventi, davvero tutti interessantissimi, e dunque ognuno può scegliere quello che reputa più importante per i propri interessi. Senta, tra l'altro ospiti avrete la dottoressa Viola, avrete Crisanti, e sono venuti molte volte ospiti, addirittura la dottoressa Viola è stata la prima a venire in televisione, poi ha preso rami importanti perché era conosciuto per la sua grandissima qualità. Cosa ne pensate voi appunto di questi luminari che parlano di questo Covid? Perché ne dico, io li ho avuti all'inizio, i più importanti, le garantisco, adesso non faccio nomi, i più importanti che poi ha visto a livello nazionale, e all'inizio della pandemia sono venuti qui e mi hanno detto in questa puntata non arriverà mai qui il Covid, proprio all'inizio quando era iniziato questa brutta storia a Wuhan, e non arriverà mai, è un raffreddore, non saranno le mascherine, cioè ci hanno detto tutto e più di tutto. E però sono luminari, sono gente preparata, non sono gente ciarlatana, mi scusi il termine, che fa passare una cosa per un'altra, sono gente che ha studiato. E come mai ha toppato così all'inizio nel raccontare questa brutta storia, e che ne viviamo ancora oggi le conseguenze, augurandoci che terminino al più presto possibile? Non so dirle se hanno toppato, hanno detto quello che la scienza sapeva in quel momento. La verità, semmai hanno sbagliato, e questo mi permetto di dirla Vuol dire che hanno toppato se hanno sbagliato più o meno, No, hanno sbagliato la modalità di comunicazione, questo possiamo dirlo noi da giornalisti, nel senso che noi che facciamo questo mestiere siamo abituati a dire ai nostri ascoltatori che questo è quello che abbiamo capito in quel momento per esempio di una storia che stiamo seguendo, e che queste sono le prove che abbiamo a disposizione, ma domani, se per esempio la storia cambia o arrivano nuove prove, immaginiamo nella cronaca, scriviamo un nuovo pezzo e raccontiamo una puntata successiva. Forse uno dei problemi che ha avuto la comunicazione scientifica, e ne discutono tutti gli esperti in quest'ultimo anno, è stato il fatto che gli esperti che sapevano, e lo sanno perché così funziona la scienza, che quello che sappiamo oggi domani può cambiare perché mi arrivano delle nuove informazioni o delle nuove ricerche scientifiche o delle nuove prove. Quello che hanno detto in quel momento era vero, nelle precedenti rischi di pandemia noi l'abbiamo scampata. Faccio l'avvocato del diavolo, però Prego. le ricordo che nel 1300, non vorrei sbagliare l'anno, mi corregga se sbaglio, a Venezia è arrivata la peste, e quando arrivavano nel 1300 gli ha detto: un momento, facciamo così, i malati li mettiamo in un'isola, le barche in un'altra isola, li facciamo rimanere lì 40 giorni, 50 giorni, i dottori si mettono quella maschera che inizialmente quando ero bambino pensavo fosse una maschera, invece era proprio per evitare il contatto con il malato, e facciamo che passi il tempo per vedere se guariscono. Lo sapevano nel 1300, 1000 anni dopo quasi, 800 anni dopo quasi, non siamo riusciti ancora a capire davvero come funzionano queste cose. Gli scienziati, chi dovrebbe capire, non io, oppure, non so se mi sono... Assolutamente, ha fatto un esempio perfetto. Il punto è che non tutte le malattie si trasmettono nello stesso modo. Della peste noi all'epoca si immaginava, si era capita la relazione con i viaggi per esempio, e anche coi topi, se lei ricorda bene, perché in realtà la peste viaggiava non con i topi ma con le pulci che pungevano i topi e poi pungevano gli esseri umani. Però avevano capito che c'era un problema lì, che il problema era lì. Quello che noi non sapevamo all'inizio del Covid, se lei ricorda bene, era come si contagiava questo nuovo virus. Tanto che all'inizio, se lei ricorda, tutto il dibattito tra gli scienziati era: ma passa attraverso l'aria? Passa attraverso le goccioline? Resta negli spazi o non resta? Io e lei non lo sapevamo, anche qui ma in Cina lo sapevano, gli hanno detto li blocchiamo tutti. No, non lo sapevano. Li ha bloccati, c'era col mitra fuori, ha detto non uscite da qui. Non lo sapevano con assoluta certezza, però la differenza sa cos'è? Che in Cina esiste un regime che possiamo dire non è pienamente democratico e quindi può permettersi di limitare la libertà dei propri cittadini senza troppe proteste. È vero, io non da voglio... noi
Se avessimo fatto una cosa del genere avremmo avuto la gente in piazza. Capisco, hai ragione, non era per criticare ovviamente i salti, era perché ovviamente nel ragionamento che stiamo facendo sul CICAP, dove praticamente vengono messi all'angolo quelli che si comportano male o che dicono e danno notizie non veritiere, ecco, l'attualità dice questo, e in quel periodo l'attualità ha detto che gli scienziati di questo purtroppo, di questa malattia, di questo virus, un po' di confusione ce l'avevano anche loro, insomma. Assolutamente, quindi, anche perché noi, se mi permette, facciamo... Posso dire una cosa mia personale in questo momento? Ce l'hanno anche, lo sai che non so se ne usciamo rapidamente, perché oggi, che siamo praticamente mercoledì 1° settembre 2021, non so se ne usciamo, lo sai la mia idea, avendo parlato con tantissimi... Non capisco ancora se nessuno ci ha detto veramente quando passerà, perché ci hanno detto che ci sono le varianti, arriveranno altre varianti, non è un problema medico ovviamente sanitario che magari non compete in questa trasmissione, però io non so se mi auguro che ne usciremo, insomma. Gli scienziati si sono fatti un'idea su questa cosa, abbiamo ormai capito per esempio che probabilmente questo virus è destinato a convivere con noi, si trasformerà e diventerà uno dei tanti virus che noi abbiamo normalmente, come l'influenza. Sì, però il Ministro della Salute, il Vice Ministro ha detto che se non sistemiamo ci saranno altri 30.000 morti, proprio in dichiarazione l'altro giorno. Certo, abbiamo degli strumenti per bloccare questa cosa. Pensi che se noi non avessimo i vaccini antinfluenzali, l'influenza che tutti gli anni colpisce le persone farebbe molti più morti del Covid, paradossalmente, solo che noi abbiamo sviluppato degli strumenti per combatterla, quindi quello che stiamo facendo, quello che la scienza, non noi, quello che la scienza sta facendo in questo momento è esattamente sviluppare quegli strumenti. Speriamo arrivi più presto come l'influenza. Speriamo! Ecco, per il momento un po'... voi non avete paura di questo? Lei ha paura, Polidoro? Beh, come tutti si ha paura quando ci si trova di fronte a qualcosa che non si conosce, e quindi lo sforzo è proprio quello di capire sempre meglio e sempre più precisamente che cosa sta succedendo e come contrastarle. I vaccini sono lo strumento che la scienza è riuscita in tempi anche straordinari a mettere a punto, quindi è davvero come dire, preoccupante, come diceva prima, il fatto che la confusione che spesso si genera nella comunicazione, quella voluta e quella non voluta, induce tante persone che magari non hanno avuto la possibilità di approfondire a dubitare di quelli che sono gli unici strumenti che effettivamente abbiamo per contrastare il virus, cioè i vaccini. Dobbiamo vaccinarci, più ci vaccineremo e prima ne usciremo, insomma, prima riusciremo ad avere una copertura che ci permetta di riprendere una vita più o meno normale. Faccio un sorriso, spero, me lo auguro davvero di cuore, perché ancora non vedo, ci ha detto 2 anni, vedremo la luce, ancora io non la vedo anzi un po' ancora di preoccupazione, speriamo che passi al più presto. Senti, è un programma intenso quest'anno il CICAP, molto intenso, molti luoghi, molte novità, tante belle cose, insomma, no? Sì, è un programma che appunto su 3 giorni, dal 3 al 5 settembre... Ce l'ho il programma, non so, 3 giorni, non so come riuscirete a farne tutti, perché io ce l'ho nella locandina, guardate, anche molto ampia, se guardate la faccio vedere, adesso la vedo, la regia sta facendo vedere ovviamente dei filmati, però è molto intensa, quindi ognuno ha una scelta davvero molto vasta. Sono più di 120 relatori, un centinaio di incontri che si alternano in tante sale, in tanti spazi, il centro Altinate San Gaetano, il Palazzo Bo, Palazzo Moroni, Piazza Remitani, ci sono tanti luoghi, Palazzo Santo Stefano, dove si racconteranno e si incontreranno queste personalità e non solo, ci saranno anche altre esperienze, come sempre ci sono laboratori per i bambini, ci sono spettacoli, ci sono workshop, insomma cerchiamo di coinvolgere le persone in tanti modi diversi, che non è solo ascoltare l'esperto che parla, ma essere coinvolti e quindi partecipare, proprio per rendersi conto che alla fine capire come funziona la scienza è alla portata di tutti ed è utile per tutti. Chi vuole vedere Massimo Polidoro dove può vederlo? Chi vuole vedere la dottoressa Ovadia, Daniela, dove potrà vederla? Ci crede se le dico che modero così tanti incontri che adesso non ricordo nemmeno più quanti, ma sicuramente ne menziono un paio a cui sono particolarmente affezionata.
Uno riguarderà proprio i tempi della scienza con Pierpaolo Di Fiore, che è un ricercatore dell'IFOM di Milano, con Flavio Ceravolo, che è un esperto di comunicazione della scienza, docente dell'Università di Pavia, e con Francesca De Michelis, che è una ricercatrice oncologica anche lei. Lo facciamo in collaborazione con l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro e parleremo proprio dei tempi della scienza. Se la velocità con cui in fondo gli scienziati sono riusciti a trovare un vaccino contro il Covid non ci ha abituato un po' male rispetto ad altre malattie come per esempio il cancro, ma non solo, contro le quali invece stiamo facendo ricerca da decenni senza arrivare a un risultato. Perché non arriviamo a un risultato così rapido? Davvero basta mettere soldi nella ricerca per arrivare al risultato? E che cosa ha fatto la differenza questa volta? Credo che sia un tema interessante per tutti noi, perché tutti ci chiediamo. I soldi servono proprio per aiutare la ricerca. Invece Massimo Polidoro? Ecco, mi si potrà vedere un po' dappertutto perché ce ne saranno tanti di incontri. Per la città. Beh sì, poi sarò spesso nell'Agorà. Ma ricordo, una volta lei piegava il cucchiaino. Riesce ancora a piegarlo? Se mi concentro molto forte a volte. Ma se magari abbiamo un cucchiaino dopo la pubblicità. Vediamo. Vabbè, ora andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.